Marchetti, allora una partita davvero bella, vinta due volte dalla vostra squadra, prima nel primo tempo e poi col gol del 3-2 nel secondo tempo. Sì, tutte e due le squadre si sono equivalse alla pari, poi alla fine è successo questo gol e abbiamo vinto la partita. Ecco, i ragazzi sono stati sia bravi da una parte che dall'altra. Primo tempo che fate sempre in maniera molto buona, poi nella ripresa che succede? Vi sgonfiate un po'? Qual è il problema secondo te? Ma sicuramente cominciamo a cambiare, i ragazzi devono rientrare in partita, anche un po' la stanchezza dopo la domenica che quasi tutti giocano, sentono un po' anche la pesantezza del campo. Ecco. Grazie. Aspetta che fai, posso dire un'altra cosa? Certo. Vai. Mi volevo chiarire con il presidente della Pisana che noi siamo una squadra sportiva, non cerchiamo mai la litigata, siamo qui sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento e chiediamo scusa se siamo stati fraintesi.